È stata una gran bella partita quella che si è svolta ieri a Licata tra la locale squadra e il Palermo, in testa al momento alla classifica di Serie D. Un evento storico per la città che ha visto registrare oltre 5.000 presenze che sugli spalti hanno dato vita a una grande coreografia, striscioni, bandiere e quant'altro rendesse bella la scena. Decine e decine infatti pullman e le auto che sono arrivate da tutta la Sicilia per vedere la partita. In tal senso l'amministrazione licatese ha fatto il possibile per recepire tanti spazi attorno al Dino Liotta al fine di accogliere al meglio quanti arrivavano da fuori. È stato anche aumentato il numero degli SWAT per una maggiore sicurezza dei presenti. In occasione della partita di calcio tra la squadra locale e il Palermo è stato esposto anche uno striscione in onore della piccola vittima Salvatore Sclafani, morto durante i festeggiamenti per il carnevale di Sciacca. Sono stati i tifosi palermitani, un minuto prima del quarto d'ora di gioco, a srotolare uno striscione con scritto: un carnevale di grande dolore, la Sicilia piange Salvatore. Andando alla partita ad aggiudicarsi il derby delle Aquile, è un Licata convinto che vince 2-0 contro la capolista, una grande prestazione, un Licata spinto dall'entusiasmo contagioso di un pubblico in festa. Con questi 3 punti guadagnati, i gialloblu ipotecano la salvezza portandosi a quota 41. La squadra del Licata non rinuncia a proporsi. Al minuto 11 Daniello porta così in vantaggio la sua squadra con un forte diagonale, il suo primo gol con la maglia giallo-blu, un gol da cineteca. Il Palermo vuole scardinare la retroguardia di casa, ma i licatesi giocano uomo a uomo, così da rendere difficile ogni manovra ospite. Nella ripresa cercano di pervenire al pareggio i palermitani con Silipo. Aumenta anche la pressione del rosanero che alzano il baricentro, ma Ingrassia si fa trovare pronto e salva un rigore in movimento al quarto d'ora. Il Licata non riesce a uscire, considerata la forte offensiva palermitana. I gialloblu hanno speso tanto nella prima frazione e stanno avendo così un calo fisiologico. Lancini prende la traversa a ridosso della mezz'ora, Maltese fa un intervento, salva il risultato su Lucca. Al 35esimo Convitto scavalca con un pallonetto il portiere ospite, esplode così il Liotta al doppio vantaggio meritato dalla compagine licatese che ha gestito poi gli ultimi assalti del rosonero.